Allora, è stato un gesto di follia, io la chiamo follia della ragionevolezza. Catania è ormai un disastro, l'hanno ridotto così i nostri politici di professione e quindi bisogna fare una guerra. Le guerre non si vincono se non ci sono i soldati di complemento. Dobbiamo sistemare innanzitutto la città, inutile parlare di grandi progetti, sì, ora durante la campagna elettorale alcune idee simpatiche le tirerò fuori, ma quello che è importante è dire ai cittadini schifati dalla politica di andare a votare, perché noi ci dobbiamo occupare innanzitutto dell'ordinaria amministrazione. Quando parlo di ordinaria amministrazione mi riferisco al traffico, mi riferisco alla spazzatura, mi riferisco ai marciapiedi, alle strade che sono veramente arrivate al limite. Ma innanzitutto, ripeto, l'impegno dei cittadini. L'impegno dei cittadini è importantissimo. Noi dobbiamo pensare poi alla povera gente, dobbiamo pensare ai quartieri e dobbiamo pensare alla cultura. Catania è la patria di Vincenzo Bellini, lo conosce tutto il mondo Vincenzo Bellini, ma forse tanti catanesi dei quartieri non sanno chi è Vincenzo Bellini. Bisogna sedersi intorno a un tavolo col questore, col comandante dei carabinieri, col comandante della Guardia di Finanza e radunare a meglio le forze per poter gestire l'ordine pubblico, considerando che appunto ci sono poliziotti, carabinieri, vigili urbani, finanzieri, eccetera. La città deve essere controllata. Ci hanno fatto un grande favore sia quelli di destra che quelli di sinistra, perché io vado predicando da tanto tempo che i problemi della città non sono né di destra né di sinistra. Si fa la politica a livello nazionale, là discuteremo di liberalizzazione della droga, del 41 bis, tutte queste cose qua. A livello cittadino no, a livello cittadino non mi interessare che a lampadina nella via Belfiore, San Cristoforo, funzioni. E quindi non è né di destra né di sinistra. Fra l'altro queste diatribe, chiamiamole, che ci sono state sia a destra che a sinistra, dimostrano come ormai è finito il tempo dei politicanti della professione, tant'è che il mio motto è fuori mercanti dal Tempio. Allora, Fabrizio Corona è innanzitutto un catanese, figlio di catanesi. È una persona intelligentissima, questo non fido chiunque a dimostrarmi il contrario, ha avuto le sue vicissitudini pur essendo una persona geniale e credo che per lui inizi un nuovo cammino perché a 50 anni non si è più ragazzi e ha mostrato tanto interesse anche lui per i problemi sociali. Lui ha vissuto sulla propria pelle quello che significa essere sacrificato e quindi può essere una grande risorsa. Dico di andare a votare, scegliete chi volete, ma votate perché è l'unico strumento democratico che ci resta. Poi se scegliete me, grazie.